Una buona serata a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati, benvenuti nello studio di TV7 Match, puntata di venerdì 21 novembre, ormai Ermanno siamo alla vigilia del voto regionale, siamo alla vigilia di queste elezioni regionali, agli sgoccioli della campagna elettorale. Noi da questa sera alle 24 ci zittiremo, però diciamo questa è una puntata che vuole aiutare anche un po' i telespettatori a capire con chi avranno a che fare quando andranno a votare. Certamente, vogliamo dare una indicazione su quali sono i candidati. I candidati sono molti, sono addirittura 850 e i posti invece di consiglieri sono 52, di conseguenza diciamo la corsa è abbastanza in salita per tutti questi candidati, ma naturalmente meglio così perché la scelta sarà più, diciamo, più veloce e sarà più diciamo, invitante per i nostri votanti. Quello che suggeriamo è di andare comunque al voto, perché il voto è importante e soprattutto per riuscire a cambiare questo Veneto che si trova in grave difficoltà dopo naturalmente le attività che hanno fatto contro la Russia e quelle che ha fatto Trump con i dazi, e di conseguenza il Veneto va ripreso e va aperto per altri mercati, per altre, diciamo, un'evoluzione che è importante, anzi direi che in questo momento il cambiamento può determinare anche un miglioramento e la scelta sta appunto ai nostri telespettatori. Ecco, uno dei temi più sentiti in questa campagna elettorale è stato il tema della sanità ed è il tema che affrontiamo peraltro in questa prima parte. Sì, il tema della sanità è un tema importante perché il Veneto è la principale regione a livello sanitario come eccellenza. Il problema è che naturalmente non tutte le cose funzionano, soprattutto in questo momento dove c'è una carenza totale di medici, di infermieri, e questo va a pesare naturalmente sul servizio che il Veneto deve dare ai suoi cittadini. Ma c'è un altro fattore, che c'è una concorrenza abbastanza pesante da parte delle attività naturalmente della medicina privata e di conseguenza questo aggrava leggermente la cosa. L'altro aspetto invece è la totale carenza di stipendi sufficienti perché un medico possa vivere dignitosamente, e allora i medici se ne vanno, si laureano, si specializzano a Padova, poi se ne vanno, e questo è un danno ulteriore perché lo Stato e naturalmente l'economia spende denaro per portare a certi livelli i nostri medici, però ad avvantaggiarsene sono sempre gli altri Stati, quindi Svizzera, quindi Francia, quindi Inghilterra e soprattutto America. E dall'America spesso i medici tornano con grandi esperienze perché lì non stanno solo a studiare, ma devono praticare la medicina, cosa che in Italia diciamo, non è sufficientemente spiegata e praticata. Ecco, sì, questa sera però iniziamo appunto occupandoci della sanità, in particolare anche della sanità territoriale. Sì, delle territorialità della medicina, perché ci mancano i medici di base e quindi c'era un'alternativa alle case di comunità. Le case di comunità sarebbero stati dei piccoli centri di controllo da parte di un gruppo di medici che si poteva organizzare naturalmente e dare un servizio non solo di medicina, diciamo, di base, ma anche una medicina un po' più approfondita e più specialistica. Questo naturalmente è venuto meno, non si capisce perché forse bisogna dare più spazio alle aziende private della medicina, cosa che invece non è utile fare. E quindi il prossimo, diciamo, governo veneto dovrà essere impegnato in questo senso per dare un servizio effettivo ai cittadini e non lasciarli in ballo ai privati.